Purtroppo nullo questo salto di Anna Ferrighetto. E siamo alla premiazione dei 110 ad ostacoli allievi alla presenza del fiduciario tecnico regionale il professor Enzo Agostini. Al terzo posto con il tempo di 15,84 per i colori dell'atletica Vissavano Paolo Slanzi. Secondo, con il tempo di 15,58 per l'atletica vicentina, Gift Maciucu. Campione regionale 2014 con il tempo di 15,37 per i colori dell'atletica insieme nel Food Verona, Leno Maria Ziliani. Si stanno intanto preparando i concorrenti della prima delle 6 serie dei metri 100 piani allievi. Sono entrate intanto le concorrenti della gara del lancio del martello allievi, stanno per entrare, mentre ancora non è iniziata la gara del salto con l'asta, ma dovrebbe iniziare tra pochissimo, e nel lungo ci avviciniamo alla conclusione del terzo turno di salti e vediamo la composizione della prima serie dei 100 piani allievi. In corsia 1 Andrea Lanza della Bentegodi Verona, in 2 Luca Facci Vicentina 11,91 di personale, in 3 Federico Florio La Piave 2000 11,31 è l'atleta col miglior tempo di accredito, in 4 Giacomo Valente dell'Atletica Vicentina con 12,96, in 5 Marco Raccagna Atletica Villorba ed in corsia 6 Alberto Cecchetto del gruppo atletico Bassano accreditato di 11,48. Partita la prima serie dei 100 ostacoli, Federico Florio subito in evidenza in corsia 3 per i colori della Piave 2000
e va a vincere l'atleta trevigiano davanti a Alberto Cecchetto, 11,64 il suo tempo. Andiamo a vedere la composizione della seconda batteria, con in corsia 1 Antonio Sacchetto dell'Atletica Nevi, in 2 Davide Massaro Vissabano accreditato di 11,59, in 3 Giovanni Gianelli Bentegodi 11,81 di personale, in corsia 4 Riccardo Spadetto Fiamme Oro accreditato di 11,27 ed in corsia 5 Alessio Cagnin Noale con 12,17 ed in 6 Edoardo Baretta Vissabano. Quindi da seguire in modo particolare la quarta corsia con Riccardo Spadetto delle Fiamme Oro accreditato di 11,27, dovrà guardarsi da Davide Massaro sulla carta della Vissabano con 11,59. Nel lungo ci avviciniamo alla conclusione del terzo turno di salti e sempre Maria Elena Agostini con 5,48 a guidare la classifica provvisoria. Nell'asta intanto siamo a 3,40 metri, in pedana Matteo Zappia dell'Anatletica Feltre, lui ha un personale di 3,45. Parte la seconda batteria. È partita la seconda batteria, avvio velocissimo in corsia 2 di Davide Massaro Vissabano, Riccardo Spadetto ora passa al comando ed è Spadetto davanti a Massaro, 11,38 il tempo del portacolori delle Fiamme Oro. Anche Massaro potrebbe avere migliorato il suo personale in questa serie, ma andremo a vedere dopo i tempi ufficiali. Andiamo a vedere invece la composizione della terza batteria. Terza batteria con in corsia 1 Marco Boschetto dell'Atletica Vicentina, in 2 Matteo Passina poi in Venezia, in corsia 3 Marco Bettin, Atletica di Marca, in 4 Cristiano Paronetto, Atletica Ponzano, corsia 5 Leonardo Soldati dell'Atletica di Marca, che è l'atleta con il miglior accredito sarà Marco Boschetto con 11,30, poi Soldati a 11,55 e poi Alex Zabotto in corsia 6 per l'Anatletica Feltre con 11,87.
Sfortunatissimo Matteo Zappia in questo terzo tentativo, a 3,40 conclude la sua gara, mentre vediamo il terzo salto di Caterina Maleville, che occupa la seconda posizione provvisoria della classifica con 5,13. Questo non sembra migliore dei precedenti, almeno così visivamente. Mentre nell'asta va in pedana Naven Varnacula Sulia per il terzo tentativo sulla quota di 3,40. Avvio veloce di Marco Boschetto dell'Atletica Vicentina in corsia 1, fa il vuoto alle sue spalle l'atleta vicentino e va a vincere Boschetto davanti a Leonardo Soldati. 11,55 è il tempo del portacolori dell'Atletica Vicentina. Nell'asta si sale a 3,60, mentre vediamo la composizione della quarta batteria dei 100 piani allievi. In corsia 1 Michele Rancan dell'Atletica Vicentina con un tempo di accredito di 11,41, in 2 Marco Rossetto dell'Omiti Belluno, in 3 Elia Zordan Atletica Nevi, corsia 4 per Giorgio Annatelli della Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca, in 5 Alessandro Magrini della Bentegodi ed in corsia 6 Marco Zandomenighi Atletica Feltre con 11,37 ed è l'atleta che ha il miglior tempo di accredito, quindi possibile un duello tra la prima e la sesta corsia in questa quarta batteria tra Michele Rancan e Marco Zandomenighi. Nell'asta a 3,60 primo tentativo per Simone Bordignon dell'Atletica di Marchi, ha un personale di 3,80. Jimenez Luna nel peso. Abbiamo seguito questa gara, il tabellone è sempre girato di là, per cui è un po' difficile seguirlo da qua, la gara del peso. Ai due estremi della pista, in prima e in sesta corsia, si sfidano e vince il vicentino, vince Michele Rancan probabilmente con 11,58 davanti a Marco Zandomenighi. Intanto chiamo per la premiazione del disco Elia Bertuan, Federico Marcolin e Adrian da Silva Moreira. Nella quinta batteria, in corsia 2 Ronaldo Salì della Bentegodi Verona, in 3 Alberto Stevanella Bentegodi con 11,61 di personale, in 4 Riccardo Farina dell'Audace Noale,
corsia 5 per Ronna Giarco dell'Atletica Vicentina con 11,75 ed in corsia 6 l'atleta col miglior tempo di accredito Marco Bucciol in Venezia con 11,27. Quindi sono più di due i pretendenti alla vittoria in questa serie e vedremo come andrà a finire. Ricordo che i migliori 6 tempi accedono alla finale. E ricordo anche che al termine della sesta batteria ci sarà il recupero della seconda batteria femminile. Nel lungo, al termine dei salti di qualificazione, guida sempre la gara Maria Elena Agostini con 5,48 davanti a Caterina Maleville De Visavano con 5,13 e Anna Ferighetto La Piave 2000 con 5,08. Qualche problemino nell'asta, speriamo non sia nulla di grave. Esce il medico, per cortesia, alla pedana dell'asta. Il medico alla pedana dell'asta. Si tratta di Niccolò Toffanin. Quinta serie, partenza veloce in corsia 6 per Marco Bucciol del Queen Venezia, nettissimo il suo vantaggio e va a vincere Bucciol davanti a Stevanella, 11,49 il suo tempo. C'è un'ultima serie da correre e poi, lo ricordo, c'è da recuperare la seconda batteria femminile. Nella sesta batteria in corsia 1 Cristian Zamai della Sernaglia Mobilificio Villanova, in 2 Giacomo Fiorindo della Treviso Atletica, accreditato di 11,71, in corsia 3 Luca Morato della Industria Padova, in 4 Paolo Galletta della Biotecna Marcon,
con 11,71, in 5 Matteo Modonese del Coin Venezia con 12,39 ed in 6 Federico Polo della Biotecna Marcon con un tempo di accredito di 11,13, è il miglior tempo fra tutti gli atleti in gara. Tanto accompagniamolo con un applauso Nicolò Tofanin, speriamo non sia niente di grave. E in pista parte la sesta batteria, l'ultima batteria maschile. Federico Polo della Biotecna Marcon che si mette in moto con le sue potentissime leve, va a vincere con il tempo di 11,21, tempo interessante anche in considerazione del vento che sembra sempre spirare in faccia agli atleti, almeno per quanto riguarda la velocità. (11,21) e quindi finora è il miglior tempo ottenuto, mentre nell'asta c'è un errore sulla quota di 3,60 per Elia Landolfi delle Fiamme Oro. Nella serie che verrà ripetuta saranno in pista in corsia 2 Elena Gavai delle Fiamme Oro, in 3 Martina D'Adeppo del gruppo sportivo La Piave 2000, corsia 4 per Cristiana Sette della Vissavano, in 5 Aurora Slongo dell'Atletica Quinto Mastella ed in corsia 6 Giorgia Liviero dell'Atletica Riviera del Brenta. Buon salto di Lisa Longarato della Vicentina e supera i 5 metri, vediamo 5 e nuovo personale per lei, 5,37 e si porta in seconda posizione l'atleta, la portacolori dell'Atletica Vicentina, che si migliora di ben 32 centimetri. Sono intanto pronte dietro ai blocchi le concorrenti della seconda batteria dei 100 allievi. E se è disponibile il medico all'arrivo, per cortesia, il medico se è disponibile all'arrivo. Caterina Maleville in pedana nel lungo.
nullo questo salto nella portacolori della Vissavano. Ed ora sarà il turno di Maria Elena Agostini, che ha visto traballare il suo primo posto in classifica con il salto di 5,37 di Lisa Lungarato, che si è migliorata notevolmente. Vediamo la risposta di Maria Elena Agostini. Cristiana 7 che si va a ripetere in questa serie e vince ancora davanti a Giorgia Liviero, 12,83 il tempo della vincitrice. Terminate le batterie dei metri 100, ora si correranno 5 serie, non batterie, serie, quindi non è prevista la finale ovviamente nei 400 piani, 5 serie dei metri 400 piani allieve. Tanto c'è un buon salto da parte di Francesca Gumiero del Cuspadova nel lungo. (5,11) si porta in quarta posizione la portacolori del Cuspadova, a 2 centimetri dal podio. Mentre abbiamo visto un buon salto al terzo tentativo riesce Simone Bordignon dell'Atletica di Marca a superare i 3,60. Ancora un buon salto intanto per Lisa Lungarato, che potrebbe aver ulteriormente migliorato. Giornata di grazia per lei. Vediamo la misura di Lisa Lungarato, 5,37 nel salto precedente, che le vale per il momento la seconda posizione di classifica. Rimane leggermente al di sotto, 5,25, ancora comunque un buon salto. Vediamo ora il salto di Anna Ferrighetto, che potrebbe sempre piazzare la zampata. Ha un personale di 5,55 l'atleta bellunese.
Ancora un nullo purtroppo per Anna Ferrivietto, che non riesce a centrare. Il vento non è che aiuti molto in questi casi. Intanto vediamo che si stanno preparando le concorrenti della prima delle 5 serie dei metri 400. In corsia 2 c'è Marella Marassi delle Fiamme Oro, in 3 Alessia Viggi dell'Atletica Vicentina, in 4 Caterina Moretti del Coin Venezia, in 5 Laura Peserico Fiamme Oro ed in corsia 6 Nicole De Salvador, gruppo sportivo La Piave 2000. Mentre vediamo un buon salto di Caterina Maleville, che ora si andrà a misurare, occupa la terza posizione con 5,13 la portacolori della Visavano. Ma io oggi qua, sì, facendo i salti di prova, ho preso in buca e dopo non so, mi si è girato il piede. Non modifica la situazione con questo salto e c'è il quinto salto di Maria Elena Agostini, Libertà Samp.